Una festa di inizio estate, una festa della pallavolo e di chi la gioca. Veneto Green Cup, anche quest'anno, il 13°, ha portato a Casalserugo, nel Padovano, oltre 700 appassionati di questo sport per una 2 giorni di pallavolo green giocata pressoché di continuo sull'erba del campo di calcio comunale. Allestiti 24 campi di volley a 4, 3 le categorie di partecipanti, quella hard dove ci sono pallavolisti esperti, la soft per tutti gli altri più qualche inserimento dalla hard e la easy per quelli che sono venuti al torneo per la compagnia. Compagnia che può anche stabilirsi agli impianti sportivi di Casalserugo piazzando la tenda da campeggio. Il clima, c'è condivisione, c'è unione, insomma tutti questi atleti arrivano qui, mettono giù le tende e c'è la condivisione di questi spazi bellissimi che mette a disposizione il Casalserugo e c'è la parte di gioco che è lunghissima perché i ragazzi giocano almeno 6 partite durante tutto il torneo e poi c'è la formula accompagnata dalla festa serale che è lo spritz party. 120 squadre miste e questo aiuta il buon umore. Le sfide sono pressoché continue, molti anche gli aperitivi a disposizione. La manifestazione si svolge a Casalserugo da 11 anni. Per la pallavolo di Casalserugo ma anche e soprattutto per il paese di Casalserugo è un evento splendido che raggruppa tutta una serie di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e anche no, ma che hanno lo spirito di voler stare insieme e questa è la cosa più importante per noi. C'è un premio in denaro solo per la squadra vincitrice del torneo hard, quello per gli esperti, diciamo, per le altre accessori sportivi, buoni acquisto e bottiglie di vino. Veneto Green Cup destina i ricavi delle iscrizioni, tolte le spese vive, ad alcune realtà sociali di Padova e del Veneto e questa è la schiacciata più bella.